Qual è l'importanza di uno strumento come quello dei contratti di fiume? Importanza massima, nel senso per noi non dobbiamo ripetere gli errori del passato, cioè di guardare ad un'asta fluviale, ad un fiume a compartimento stagno, cioè servono per la sicurezza, poi il fiume può essere inquinato. Quello che abbiamo visto noi facendo ripartire grandi progetti come il Seveso, come il Sarno o l'Arno è che ci sono tanti veti, tante opposizioni, tanti conflitti locali, conflitti legali, ricorsi al TAR per bloccare opere di sicurezza perché le comunità non vogliono in queste grandi piscine che dovranno essere costruite, non vogliono acqua inquinata, no? Perché inevitabilmente oggi arriverebbe acqua inquinata. Quindi le opere di contratto di fiume sono queste, cioè far partire insieme i doppi cantieri per la sicurezza, per disinquinare, per riqualificare, perché abbiamo perso anche il contatto con i fiumi, cioè la bellezza di vivere lungo le sponde del fiume, di utilizzare il fiume come fruizione anche turistica per il tempo libero, il fiume anche come memoria, come evocativo di tante cose. Il fiume è vissuto spesso e solo come una minaccia, quindi lo abbiamo abbastanza nascosto e quindi è stato molto anche un fiume è stato tombato, è stato diciamo cementificato, quasi nascosto, invece dobbiamo recuperare tutta la forza, la bellezza di un fiume per riportarlo nelle mani dei cittadini.